Allora, Edison Mariva, cosa diciamo di questi saldi? Cosa vi allora, risulta? diciamo, intanto, Dopo un parere così da ecco, ma consumatore. poi sentiamo un ristoratore cosa ha fatto a Natale a Capodanno, perché anche questo è un segnale interessante. Sentivo l'Istat che un mese fa diceva che il settore che ha più risentito della crisi economica è la ristorazione. È vero? Questo sì perché cioè, è sempre un discorso che si riallaccia. Quando tu hai il pubblico, le persone, i privati che non hanno più il potere economico, è chiaro che dov'è che si taglia? Non posso tagliare la bolletta perché tanto quella mi arriva la devo pagare, però se dovevo andare a mangiare fuori, vabbè, andrò la domenica prossima, se ho la possibilità. Non ho la Se no. possibilità, vabbè, andrò l'altra domenica. Un dato su tutti, l'hanno detto su tutti i telegiornali, quest'anno Capodanno 3 persone su 4 l'hanno fatto in casa. Voi avete risentito di questo, E questo ovviamente, noi ne abbiamo risentito tantissimo. cosa che non accadeva negli anni passati. Io a Capodanno è da un po' di anni che avevo sempre un trend positivo, anzi aumentavo e mi è sempre andata in crescita. Quest'anno Capodanno è stato veramente molto, molto contenuto, molto contenuto. Dove a Natale invece abbiamo mantenuto, anzi abbiamo anche un po' incrementato a Natale, perché il pranzo di Natale magari è un po' più tradizionale, è un po' più... Il Capodanno quest'anno tutti una marea, cioè io ho sentito, a parte le notizie dei telegiornali o le notizie sui giornali, Le persone. io ho sentito proprio le persone, ah no, ma ci troviamo in casa, siamo 3 amici, facciamo una cosa così e via. Però la paura, cioè il timore, anch'io ho sentito tante persone che sono rimaste qui che hanno fatto questo ragionamento, e cioè, avevo chi addirittura hanno fatto una cornacina normalissima anche senza amici, per dire, proprio in famiglia appunto, perché il discorso 70, l'idea di spendere 70, 80, 90 e via euro o 50 euro è un peso, per una cena per molti è stato un peso da evitare completamente. Allora dico, ma voi avete potuto fare qualcosa per Allora, calmierare? io ho calmierato molto, quest'anno sono stato molto contenuto nel prezzo, perché da me si spendevano 60 euro. Però c'è una cosa da dire, è sempre, tutto è legato a quello che uno fa. Cioè, parlavamo l'altro giorno con un collega che ha deciso da qualche anno di non fare più Capodanno, perché ogni volta a Capodanno ci rimettevamo dei soldi, perché camerieri devi pagare di più perché Eccola, fanno un questo, orario sì. di tempo Sì. maggiore, se hai i cuochi li devi pagare di più, hai costi maggiori, se chiami un'orchestra o qualcuno che ti fa della musica di intrattenimento, cioè quest'anno un duo di persone, cioè uno che suona, una persona che canta, è il minimo. Non, Certo. non parliamo di chiamare un'orchestra. Quindi Quest'anno un duo per fare l'ultimo dell'anno mi ha chiesto 900 euro. un po' esageratini. Cioè, Ma questo fa parte dei problemi di costi e oggettivo e questo fa reale. parte sempre dei costi. E c'è un altro fatto che ci sono troppi esercizi di ristorazione in Italia. Anche questo. Il numero perché quelli che vedono MasterChef vogliono provarci. Non sono solo gli espulsi dall'industria o dall'agricoltura come una volta, ma sono anche i figli dei papà che vanno in pensione e che utilizzano il castelletto che il papà si è fatto per andare il TFR Sì, di uscita per iniziare un'attività e fare una cosa modaiola. Sta succedendo quello che è successo molti anni fa con le discoteche. La disco musica è saltata perché tutti volevano aprire la discoteca, il locale di intrattenimento, è durato qualche anno e poi la moda li ha soppiantati, adesso sono rimasti di meno. E così succederà anche nel nostro paese. Ma nel frattempo però qualche segnale, devo dire, cerco di attaccarmi a quello di positivo che c'è, non dico nella ripresa dei consumi, ma nella ritrovata voglia di spendere qualche soldo compatibilmente con la borsa che si ha, perché è modesta. Con i saldi voi l'avete riscontrato, Sì, quindi. sì, in alcune realtà ed è confermato un trend che avevamo già visto sotto Natale, prima dei saldi, nei centri storici. Il consumatore sta cambiando, ormai i poli di attrazione sono extraurbani e il Veneto da questo punto di vista è forse la regione che ne ha di più, ma ci sono vie, ci sono aree urbane centrali,
c'è un'animazione che si sta recuperando, c'è il consumatore che oggi non va più per fare un acquisto e basta, va per fare un'esperienza. L'esperienza è più facile farla come in cucina, se ti aggancia alla cultura, alla storia, alle tradizioni, che puoi più facilmente trovare in un centro storico piuttosto che in un centro commerciale artificiale di quelli Ma moderni. questo è legato al periodo anche natalizio, quindi viene da oppure è proprio con lo scatto dei saldo c'è stata No, questo... lo saldo è stato anticipato, è stato messo a ridosso delle festività e comincia a dare qualche segnale, non che abbiano speso di più, ma c'è stata più animazione. Certo vanno rivisti i saldi, vanno fatti per un periodo più breve, perché secondo me l'elemento di faccio l'affare, sì, rimane come spinta emotiva, ma non è più quello, perché l'affare lo fai magari all'outlet, lo fai durante l'anno. Invece bisognerebbe che i produttori, soprattutto per i capi di abbigliamento, per gli accessori, facessero una scommessa con i venditori e concepissero questo periodo come un periodo di contatto eccezionale col consumatore. Bisogna farlo entrare nel negozio, raccontargli delle cose, intrattenerlo, fargli riacquistare quel piacere della relazione che magari in un centro artificiale è più difficile da costruire perché è più asettico. Ecco, allora c'è ancora molto da lavorare, ma qualche segnale a Treviso, come nel veneziano, come anche nel bellunese, c'è un ritorno nel vicentino, un ritorno nei centri storici. Questo non risolve i problemi dell'economia e del commercio, però va coltivato. Ecco, io credo che gli imprenditori, e noi stiamo lavorando su questo, dovremmo coltivare questo fenomeno perché il consumatore è il patrimonio di queste imprese. Il mercato interno è importante, non si può solo pensare a competere con il mondo, perché col mondo o siamo dei geni, e qualcuno c'è, grazie a Dio, o altrimenti c'è sempre quell'attrezzo che viene fatto a un prezzo inferiore in qualsiasi altra parte, in altre parti del mondo. Non riusciremo più a competere su questo. Ecco perché anche con l'agricoltura, no? Noi siamo ormai condannati alla destagionalizzazione perché ormai producono dovunque. Il radicchio di Treviso lo fanno in Cechia, ma non è radicchio di Treviso, ma viene importato come radicchio colorato in rosso. Questa è la globalizzazione. Ecco che se noi attribuiamo valore al prodotto dialogando con il consumatore, gli spieghiamo le cose, non gli vogliamo insegnare nulla perché non siamo maestri, giusto? Però gli raccontiamo, ecco allora che riesce a percepire che dietro c'è una cultura. Cambiare una ricetta va benissimo, ma quante di quelle ricette, vista Masterchef, sono entrate diciamo, nel pensiero comune e quante invece quelle fatte dalle nostre nonne, bisnonne, eccetera, sono diventate patrimonio di tutti? Evidentemente c'è un motivo, c'è una coerenza nella ricetta, come in un'opera d'arte, no? Cioè, ha senso se ha senso, non se è una scozzaglia di ingredienti, di sapori, senza una logica. Questo sta avvenendo nella televisione, questo sta rovinando la cucina italiana. E lei da consumatore, cosa sentirebbe di consigliare agli operatori del settore, quindi ai commercianti, per far sì che avvenga questo, cioè che uno entri dentro il negozio per poi assaporare quelle che sono le offerte? Che cosa ha riscontrato? Lei ho girato per i negozi, così mi è capitato. Beh, io non sono un consumatore eccezionale perché mi muovo avendo poco tempo mi muovo poche volte. Ma anche tanti uomini sono così, per cui... Però diciamo che molte volte, ad esempio, non voglio dire che sono all'antica, però mi riaggancio a quello che ha detto il signor Sommariva. Cioè, mi piace entrare in un negozio che trovi la persona che ti sta dietro, che ti dice guarda ti do questa scarpa perché questa è fatta dal vitello che... cioè, adesso tutti vanno a comprare, quanto costa? 20, va bene, me la provo. Se poi è un bel brand famoso perché c'è la pubblicità. C'è un brand anche che chiama molto, basta. Cioè, rapporto umano zero. Cioè, io credo che un negozio dove intrattenga un rapporto umano tra il personale di vendita e il cliente, quello sarà un negozio che andrà sempre e maggiormente sempre di più, perché guardate che
la società attuale, da come la sto vedendo io, si sta disumanizzando un po', perciò tanti rapporti umani non ci sono più, lo vedi anche tra i ragazzi, adesso non si parlano più, si mandano i messaggini, cioè è WhatsApp, è il messaggio, ti mando una mail, ma che ti mi mandi? Cioè, se sei lì, perché mi mandi un WhatsApp? Cioè, chiamami, vieni qua, facciamo due parole. No, no, non c'è neanche più voglia di parlare. Scusa, insomma, cioè, secondo me uno dei segreti, il segreto di Pulcinella, ma secondo me una delle cose fondamentali è l'umanizzazione del rapporto tra chi vende e chi compra. Se trovi il giusto modo di fare questa cosa, secondo me è il top. Assolutamente. Cioè, anche quando vai a comprare, il signor Sommariva diceva, sono andato a comprare una radiosveglia. Certo, è chiaro che adesso siamo un po' tutti abbastanza informati, perciò magari una radiosveglia la prendi e la porti via. Però se trovi la persona che ti dice, guardi, questa radiosveglia costa 17 euro e fa questo, fa questo, fa questo, la puoi impostare così, caspita, sono più contento. Magari mi dice, guardi, invece di questi 17 ce ne ho anche una da 23 che fa anche questo qui, sarebbe più interessante, ha anche una plastica un po' diversa. Io scommetto che il signor Sommaria comprava quella da 22. Cioè, è un modo per vendere anche dei prodotti in più. E allora cambiare modo anche un mea culpa in quello che si è dato per scontato tanto tempo, cioè per tantissimo tempo, no? Tante le cose andavano e quindi... È il consumismo, è la logica del supermercato, con grande rispetto per l'innovazione del commercio l'hanno portata loro, cioè non è che vogliamo criticare, anzi quando parliamo di commercio nei centri storici non vogliamo dire il commercio della bottega e basta. Il commercio della bottega, della bottegona, dell'ipermercato, del supermercato, del centro commerciale, ma è un'area che ha una sua logica, che ha un suo concetto, che ha una sua vita sociale. Ecco, quello che ha detto il nostro amico è proprio vero. Oggi sembra che non riusciamo più a convivere socialmente nel nostro paese. È un dramma per tutti questo, non solo per il commercio. E allora forse il ruolo a questo punto degli operatori del settore dei commercianti, come anche da un lato dei ristoratori, è quello di riaprire un dialogo che si è interrotto con le persone, con la clientela, e far sì che questi luoghi privilegiati, che non sono fast food, che non sono baretti occasionali, ma sono ristoranti, sono negozi dei centri storici, diventino un luogo anche di incontro, di dialogo. Ieri ho rivisto un film su un'emittente che non è la vostra, sul maggiordomo della Casa Bianca, un negro che ha fatto carriera, e quando era ragazzo il suo maître di allora gli ha detto: tu devi leggere le cose con gli occhi del cliente. Ecco, questo credo che sia un segnale talmente semplice che dovrebbe essere chiarissimo. Allora, io ringrazio il nostro ristoratore del ristorante di Piazzola sul Brenta, che è una bellissima località turistica, ce l'ha raccontato anche nella puntata dedicata alla sua cucina, dove ha presentato anche la gallina padovana, l'insalata di gallina padovana straordinaria, il ristorante alle Logge, Piazzola sul Brenta in provincia di Padova, Mario Mescolini, e di Sommariva come sempre che ci accompagna in queste avventure. A voi grazie di averci seguito, appuntamento naturalmente domani con un'altra trasmissione, ma tra una settimana riprendiamo naturalmente con le nostre ricette del territorio. Grazie. Grazie e arrivederci. Grazie.